Buongiorno e benvenuti in diretta su slcaritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dallo scorso ottobre tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 12:15, 15 minuti di approfondimento, aggiornamento e curiosità su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro. Questa puntata sarà divisa in tre parti. Una prima parte dedicata alle ultime ore di tutto ciò che riguarda la normativa e i prossimi provvedimenti in tema di disciplina del rapporto di lavoro, una seconda parte dedicata alle domande e risposte del nostro portale Esperto Lavoro e una terza parte con i focus del nostro magazine laborability.com. Passiamo alla prima parte con le notizie dell'ultima ora. Rimangono i divieti e i criteri di valutazione già previsti dal precedente DPCM. La notizia è che nella tarda serata di ieri sera il governo ha confermato che i criteri per la valutazione del rischio con cui attribuire i colori alle singole regioni rimangono quelli già in vigore. La notizia è importante perché nelle ultime settimane si è assistito ad un pressing da parte delle singole regioni per la revisione di questi 21 criteri in favore di meno criteri e forse più chiari. Il governo tuttavia ha ribadito che i criteri rimangono questi almeno fino al prossimo 3 dicembre. Rimangono fermi anche i divieti attualmente in vigore e previsti dal vigente DPCM. È prevista oggi l'ufficialità dell'ingresso dell'Abruzzo in zona rossa, nonostante di fatto lo sia già per provvedimenti territoriali più restrittivi, e rimane incerto il destino di alcune regioni, tra le quali la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, che attendono anche in giornata il provvedimento da parte del Ministro della Salute se attribuirle la zona rossa invece dell'attuale zona arancione. Sappiamo che la differenza non è di poco conto, dato che in zona rossa è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali. Cresce nel frattempo l'attesa per il prossimo DPCM. Dalla prossima settimana è infatti previsto l'avvio delle trattative e lo studio da parte del governo per il prossimo DPCM. Già ci sono delle prime indiscrezioni su quali potrebbero essere le misure più importanti. Sono tutte misure un po' più soft rispetto a quelle attualmente vigenti. Cosa riguarderanno? Riguarderanno principalmente i bar e i ristoranti. Sarebbe prevista l'apertura oltre le ore 18, sempre fermo restando la necessità di consumare in 4 persone e seduti. Sono previste poi delle aperture per i negozi al dettaglio per un orario prolungato fino alle ore 22, è prevista la riapertura dei centri commerciali anche nel fine settimana, mentre per quanto riguarda lo sport e le palestre sembrerebbe confermato il divieto di apertura. Tutto ovviamente è al vaglio la prossima settimana da parte del governo. In serata invece è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri orientato su un possibile decreto ristori ter. Il Ministro dell'Economia ha previsto circa 1,5 miliardi dedicato a questo nuovo decreto ristori ter, mentre un decreto ristori quater è previsto per la prossima settimana. Banca Italia, evitati 200.000 licenziamenti. Ieri è stato esposto un interessante studio condotto dal Centro Studi di Banca Italia e da Eliana Viviano, che ha studiato come i provvedimenti adottati durante la pandemia abbiano inciso sul mantenimento dei livelli di occupazione. I provvedimenti riguardanti la cassa integrazione, il divieto di licenziamento e il sostegno all'impresa hanno salvato 200.000 posti di lavoro. Sono interessanti alcuni dati di questo studio. Si fa presente un numero di circa 500.000 licenziamenti per motivi economici ogni anno. Ebbene, questi provvedimenti hanno consentito di evitare 200.000 licenziamenti per motivi economici dettati dalla crisi da Covid-19. Per quanto riguarda le assunzioni, qui c'è stato un crollo meno 35% rispetto all'anno scorso. Le grandi incognite, le sappiamo, sono per il prossimo anno, ma sul punto il Ministro del Lavoro ha dato le più ampie rassicurazioni. Se c'è un settore che durante la pandemia non ha subito alcuna
contrazione, ma anzi ha segnato una significativa esplosione, è quello del delivery e delle consegne a domicilio. Si pensa che in questo settore lavorino più o meno dalle 30.000 alle 40.000 persone. Le conosciamo, sono i rider che girano in bicicletta e motorino lungo le nostre strade per garantirci la consegna a domicilio. L'esplosione di questo settore ha reso sempre più attuale e più viva la questione relativa alla disciplina e alla tutela di questi rapporti di lavoro. Ad inizio settembre è stato firmato un contratto collettivo da parte di Asso Delivery che raggruppa le 3 principali piattaforme digitali e UGL. In questo contratto collettivo è stato espressamente previsto che i rider siano qualificati come lavoratori autonomi. Alla stipula di questo contratto collettivo sui generis sono seguite le reazioni e le polemiche da parte delle sigle confederali, da parte delle sigle che assistono i rider e dallo stesso Ministro del Lavoro. È di pochi giorni fa la notizia che le 3 sigle confederali con le associazioni datoriali più importanti hanno sottoscritto un protocollo di attuazione del contratto collettivo del trasporto e della logistica a questa specifica realtà economica. Ora vediamo come reagiranno le sigle che assistono le piattaforme. Si pensa che un rider, una retribuzione mensile di un rider con l'applicazione del contratto del trasporto e della logistica comporterebbe un costo di circa 1.500 euro lordi per singolo rider e la previsione di un contratto part-time non inferiore alle 2 ore al giorno. In realtà c'è un caso in cui sin da subito si è assunti i rider come lavoratori subordinati ed è il caso di Runner Pizza, un'azienda fiorentina che si ritiene essere stata la prima grande realtà distributiva fondata su appunto i fattorini. C'è un'interessante intervista ieri sul Sole 24 Ore a Tiziano Capitani, il quale appunto spiega come dopo un iniziale periodo in cui il servizio di trasporto era stato esternalizzato ad altre ditte, hanno proceduto ad assumere tutti i fattorini come lavoratori dipendenti. Cosa ha comportato questo? Ha comportato l'applicazione di tutti gli istituti già previsti per gli operatori del trasporto, quindi 13ª, 14ª, ferie e trattamento di fine rapporto. Nel frattempo le stesse piattaforme si organizzano in modi diversi. C'è un'intervista sempre ieri a Matteo Sarzana sul Sole 24 Ore in cui si fa presente che in seguito alla stipula del contratto collettivo sono stati introdotti ulteriori elementi migliorativi come un'assicurazione integrativa, sono stati dotati i runners di dispositivi di protezione per evitare il contagio, è stata prevista la consegna senza contatto e poi si lancia un focus su quello che sarà il prossimo futuro, ossia la consegna dei beni acquistati nei supermercati. Mentre ieri è intervenuta una nuova circolare da parte dell'Ispettorato del Lavoro che ritorna sul famoso contratto sottoscritto da UGL con Asso Delivery. È pur sempre una circolare, ma è comunque un parere molto autorevole. Si concentra su 2 aspetti, senza mai citare in realtà la sigla sindacale. Ci sono una serie di considerazioni sull'effettiva o meno maggiore rappresentatività della sigla che ha sottoscritto questo contratto. Si pone poi il dubbio se sia o meno legittima la previsione di un compenso a cottimo per questi lavoratori e il parere dell'ispettorato è abbastanza chiaro. No, non si può pagare i lavoratori solo con un compenso a cottimo. Infine 2 interviste. La prima al presidente esecutivo di Alibaba, Michael Ewans, che ci fa 2 insegnamenti. Il primo insegnamento è questo, che una volta terminata la pandemia i consumi ritorneranno ad essere quelli di prima e lo dice da una posizione privilegiata, poiché avendo come termini di paragone il mercato cinese che rispetto a noi è avanti di 2-3 mesi, è un'opinione che ci conforta. Il secondo insegnamento è che è necessario per ciascuna impresa, grande, media o piccola che sia,
avere un'offerta multicanale, sia un'offerta in loco sia un'offerta su internet, perché se l'offerta fisica può essere oggetto di limitazioni legislative, l'e-commerce non chiude mai. Il terzo insegnamento è che ormai la digitalizzazione dell'impresa è una necessità non più rimandabile. Racconta l'episodio di moltissime imprese medio-piccole che si sono rivolte al loro portale per sfruttare le opportunità di vendita e che in assenza sarebbero state destinate a chiudere. La seconda intervista è a Massimo Piombini, amministratore di Diesel. La sua esperienza è singolare perché è stato nominato a fine dicembre e si è insediato a febbraio, quindi pochi giorni prima che chiudessero tutti i negozi. Cosa ci insegna l'esperienza di Diesel? Che se l'azienda aveva già in cantiere un processo di digitalizzazione, poi l'esperienza della pandemia ha reso questa offerta irreversibile. Due sono state le offerte di Diesel. La prima l'introduzione degli showroom virtuali con l'impossibilità di recarsi fisicamente a visionare lo showroom come è stato fatto fino a poco tempo fa. Aver già previsto uno showroom virtuale ha permesso di poter esprimere tutta la propria offerta in condizioni digitali. Il secondo esperimento è l'introduzione di un nuovo canale di vendita in cui è offerta l'intero stock mondiale della propria produzione. Gli effetti sono quelli citati nell'articolo. Ormai l'e-commerce rappresenta il 20% del fatturato dell'azienda. Concludiamo questa parte con i webinar della prossima settimana. Si incomincia martedì con Simone Cocchetto e Valentina Fabruzzo che si concentreranno sull'esonero contributivo, il fondo nuove competenze e il contratto di espansione. Faremo chiarezza su tutti questi istituti. Mercoledì poi ci sarà Gianluca Spolverato che si concentrerà sugli accordi collettivi di risoluzione dei rapporti di lavoro e poi una riflessione su tutti quelli che possono essere i vincoli per le aziende che hanno usufruito del finanziamento con riferimento alla possibilità di licenziare anche per quanto riguarda i dirigenti. Infine giovedì, sempre Gianluca Spolverato, inaugurerà il nuovo filone React Italia 2021, dall'assessment al piano di lavoro. È tempo anche di bilanci, quindi giovedì faremo una serie di riflessioni. Passiamo ora alla seconda parte, domande e risposte. La prima domanda è un caso singolare. Dopo 21 giorni un dipendente asintomatico risulta ancora positivo al tampone e chiede di rientrare al lavoro. Il medico di base non emette nessun ulteriore certificato in quanto in base alla circolare del Ministero della Salute del 18 ottobre, secondo lui il lavoratore può rientrare in azienda. L'azienda tuttavia non accetta il ritorno del lavoratore fintanto che non ci sarà un tampone negativo. Come si può risolvere il problema? La risposta è questa. Siccome la stensione della prestazione è disposta dal datore di lavoro e non c'è un certificato perché come abbiamo visto quel medico non lo rilascia, sarà assenza retribuita a carico dell'azienda fintanto che il lavoratore non avrà un tampone negativo. Vediamo la seconda domanda. Conviene far compilare una certificazione ai lavoratori risultati positivi in cui gli stessi escludono che il contagio sia avvenuto in azienda? La risposta è la seguente. Il protocollo condiviso del 24 aprile 2020 suggerisce di raccogliere da parte dei lavoratori solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio in azienda. Si ritiene dunque che la sottoscrizione di una simile autocertificazione non rientri in una logica di prevenzione del contagio, per cui non si ritiene che sia necessaria. La terza domanda: è obbligatorio che vengano rese preventivamente note a tutti i dipendenti le modalità con cui l'azienda definisce la prassi da seguire nel caso di contatti diretti in azienda? Vediamo la risposta.
La risposta anche in questo caso la si trova nel protocollo condiviso del 24 aprile 2020. È previsto infatti che i protocolli attuati dalle singole aziende siano diffusi e resi noti a tutta la popolazione aziendale, e in tutti questi protocolli specifici è anche previsto in che modo l'azienda e i singoli lavoratori debbano comportarsi in caso di contatti e in caso di contatti stretti. Per qualsiasi altra domanda, qualsiasi dubbio o curiosità, troverete tutte le nostre risposte, potete fare tutte le vostre domande sul nostro portale espertolavoro.com. Passiamo ora alla terza parte, storie e interviste. L'articolo che vi suggeriamo quest'oggi, sempre tratto dal nostro magazine laborability.com, è Covid-19, il vademecum per i lavoratori. In questo articolo troverete tutte le informazioni, una serie di spunti interessanti per cercare una bussola in caso di lavoratore positivo al Covid. Cosa deve fare con le aziende? Come si deve comportare in casa? Quali sono le tutele sia per il lavoratore sia per l'azienda? Leggetelo perché ci sono davvero molti spunti utili. Questo è un articolo, ma ogni giorno il nostro magazine laborability.com viene arricchito con sempre nuovi articoli. Bene, siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata, ci vediamo settimana prossima, lunedì, sempre in diretta a partire dalle ore 12 con tutta una serie di novità. Vi ringraziamo per l'attenzione, alla prossima settimana.